Nicola Ferrarese, l'altro direttore, la seconda anima operativa e non solo del TCBF. Tante mostre, ma come sempre il festival è anche tante altre cose, tanti altri eventi. Il festival va incontro alla città, quest'anno su espressa richiesta dell'amministrazione comunale spostiamo una delle mostre delle feste principali, la preview del 17 settembre, saremo presenti nella piazza antistante il Cinema Edera con una festa di quartiere. Una festa di quartiere, esporremo 14 illustrazioni di altrettanti illustratori più importanti del panorama italiano e daremo vita a questa festa che partirà dalle 5 fino alle 8:30 di sera, in cui sono chiamati a partecipare tutti gli abitanti del quartiere, proprio per far sì che il festival abbracci anche le cosiddette periferie. Oltre a questo, chiaramente il festival è presente in città grazie al progetto 100 vetrine. 300 è l'obiettivo delle vetrine da realizzare quest'anno, è un progetto ambizioso, però grazie all'aiuto dei negozianti, delle associazioni di categoria e ai nostri disegnatori che da qualche settimana sono già all'opera, siamo sicuri riusciremo anche quest'anno a realizzarlo. E poi come sempre tantissimi laboratori, quindi anche formazione per gli appassionati e non solo. Formazione per gli appassionati da tutte le età, quindi partiamo dai 4 anni entrando già nelle scuole e negli asili addirittura, quindi sono oltre 18 i workshop e i laboratori che noi stiamo sviluppando in queste settimane, sono oltre 600 i bambini e i ragazzi che sono coinvolti appunto in questa operazione. Siamo convinti che l'illustrazione e l'amore per il fumetto possa nascere soprattutto grazie a operazioni come queste che da ogni anno ci vedono protagonisti in prima linea nelle scuole. Anche con le nuove tecnologie, perché punterete anche sull'animazione, la grafica digitale, tra l'altro con una realtà d'eccellenza locale trevigiana. Esatto, quest'anno grazie alla collaborazione con Big Rock, che è la scuola di animazione molto conosciuta a Treviso e in tutta Italia, ospiteremo degli workshop tenuti dai loro professori all'interno della struttura dell'Università Ca' Foscari a Treviso, quindi ci sarà questo triangolo particolare per dar vita a dei workshop, dei laboratori molto professionali per appassionati di disegno digitale e di animazione, quindi sicuramente anche qui c'è una crescita del livello dei nostri workshop per tutti gli appassionati del settore.